contadini, adesso è patrimonio dell'umanità a livello mondiale. L'autonomia arriva grazie al nostro processo, al voto del Veneto. 18 regioni su 20 ormai o le ha l'autonomia, perché le 5 regioni autonome o hanno chiesto l'autonomia. Il percorso abbiamo fatto tutto, abbiamo dimostrato di averlo fatto nella legalità. Questo governo dice che a gennaio ci darà una risposta dopo la verifica. In tutta sincerità, se non lo fa questo, farà quelli che viene dopo, cioè non che vedo soluzione. È un grande cambiamento di pelle per questo paese, se passa dal centralismo al federalismo, se passa dalla irresponsabilità alla responsabilità, perché come in tutte le famiglie che le autonomiste, se te lavora te magna, se non te lavora non te magna. In Italia invece se te lavora te dà da mangiare anche altri, e se non te lavora te magna perché che altri te mantiene. Questo è quello che succede in Italia. Però insomma, se la preoccupazione giusta di qualcuno è ma che fine ha fatto il referendum, siamo lì a seguire la verdade tutti i giorni e tranquilli che sta roba la portiamo avanti. Per il resto, se andremo a fare un sacco di robe ma non fai altri bilanci, vedi solo che la pedemontana veneta, cosa succede? Alpino, com'è? Vieni qua. Vieni da fianco. Dai, qua, avanti. Quest'anno per la donata a Rimini, Siamo pronti? Sempre pronti. A Milano non tanto. Non è andata bene. Non mi piace. La più grande adunata fatta dagli alpini nella storia dove è? Treviso? Treviso. Non ve ne dubbi, Treviso viene forse. Il prossimo anno sarà a Rimini. Però ecco, volevo dirvi, la pedemontana veneta, altra storia che ho eredità, bloccata, 31 dicembre 2020, cioè fine prossimo anno se vede qua, sarà aperta da Conegliano fino a Montecchio. Tanto per darvi una dimensione, Treviso Nord, Montebelluna è 12 minuti di macchina, Treviso Nord, Bassano una ventina di minuti, Treviso Nord, Montecchio, cioè sulla 4 dopo le gallerie, siamo a Vicenza, si parla del 45 minuti. Cambia il mondo. 36 comuni, 14 caselli, 94 km e mezzo di strada più altri 68 di opere complementari. È la più grande opera oggi in cantiere in Italia. A me ne messa l'opera, mi messa solo un problema perché non andava più avanti niente, come che ve letto e sentivo sui giornali per mesi. L'abbiamo sbloccata, sarà tutta aperta tranne un tratto che è nella zona di Malo, in provincia di Vicenza, dove aveva una galleria di 6 km che è stata sequestrata purtroppo per un incidente mortale, perché è stato un crollo in galleria durante i lavori, per cui abbiamo perso ovviamente degli anni di lavoro. Non aggiungo altro, veramente auguro a tutti buon anno. Il Mose, signora, allora il governo ci dice, prego, salvemo Venezia, bisogna vedere se funziona, perché questo non lo so dire. Il cantiere del Mose è un cantiere che è costato all'Italia e ai Veneti, tra opere dirette e indirette, 9 miliardi di euro. Passiamo a perdere tutto quello che ha rubato sola. E il governo, che è titolare del cantiere, non è un cantiere della regione. Salutiamo anche l'ex sindaco di Godega, Bonetti. Il governo che gestisce il cantiere non è della regione del cantiere, anche se qualche lazzarone vuole far finta che sia della regione, è un cantiere del governo, se lo gestisce il governo. Ci ha annunciato che finisce i lavori alla volta di dicembre 2021, mi spero che sia vero. E ha stanziato, dice di stanziare gli ultimi 320 milioni che mancano. Si tratterà di capire se dopo quest'opera, che è unica al mondo, non esiste un'altra opera compagna che sa i pregi e i difetti, funzionerà oppure no. Vi ricordo che se il Mose funziona, accadrà comunque che San Marco andrà ancora sotto acqua. Perché? Perché il Mose non mette in sicurezza con queste condizioni di San Marco. I danni sono stati tanti, perché avevamo avuto miliardi di euro di danni, avete visto, quest'anno non è stato un anno fortunato per Venezia, è andata spesso sotto acqua, e neanche degli alberghi che ha chiuso perché non si presentano i turisti, però insomma, come diciamo sempre noi veneti, dopo la pioggia viene sempre sereno e bisogna sempre continuare così. Solo i pessimisti non fanno fortuna. Allora vi auguro veramente un buon anno. Di solito si dice che si possa realizzare tutti i sogni, skate, fortuna, e non evito le altre robe che si augura, però io auguro a tutti tanta salute a tutti, veramente di cuore vi auguro tanta salute.
E un pensiero particolare a chi non ce l'ha perché possa arrivare sta salute, possa tornare. È una battaglia quotidiana che facciamo con la sanità, però veramente di cuore tanta salute a tutti. E buon anno, grazie. Scusate, vi rubo solo ancora 2 minuti solo, grazie governatore, ma credo che sia anche giusto presentare a tutti anche